Con le 3 prove disputate nel fine settimana a Lavagna va in archivio la prima manche del campionato invernale di vela del Tigullio, un primo bilancio lusinghiero con 40 barche iscritte e 6 prove complessive disputate, una in più rispetto alla scorsa stagione. Nella classe ORC 1 e 2 ad imporsi capitani coraggiosi di Federico Felcini e Guido Santoro, vittoria sul filo di lana con un punto di vantaggio su Che Stress 3 di Giancarlo Ghislanzoni, al quale non basta il successo nella seconda prova per mantenere la vetta. Terzo posto per Amélie di Profumo Claverino Besio, mentre vanno segnalati 2 successi a firma di Sprint of Nerina di Marco Caglieris. Nella classe ORC 3 e 5 prosegue la serrata sfida a 3 che vede prevalere Freelance di Federico Bianchi per un solo punto su Impertinente di Adelio Frizione ed Aria di Burrasca di Franco Salmoiraghi. Nel weekend, per la cronaca, si sono registrate 2 vittorie per Salmoiraghi ed una per Bianchi. Lampante dimostrazione di superiorità nella classe J80 per Geniale Eurosystem di Massimo Rava. In classe libera vincono Rewind di Luciana Bevilacqua nel gruppo 0, Mr. Crab di Roberto Diana nel gruppo A e Falco di Adelaide Giromella nel gruppo B. Siamo riusciti a fare 3 prove con un'area da nord, quindi una cosa bella, perché poi con le aree da nord si riesce a mettere giù un campo molto tecnico. I concorrenti sono, direi, la stragrande maggioranza contenti, quindi possiamo concludere dicendo che anche quest'anno la prima manche è andata non bene ma benissimo. Ecco, adesso l'appuntamento quindi per la seconda manche, diamo 2 date. Allora, la seconda manche inizierà il 26 e il 27 di gennaio e poi andiamo al 10 e 11 febbraio.